destination unknown, known, 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 known. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. What does a hero truly need? That is for you to decide. Ciao a tutti Piederoli e ben ritrovati con un nuovo video di Dota 2. Quest'oggi farò vedere un gameplay dove utilizzo lo Spectra. Lo Spectra è l'art carry che io adoro, cioè è un personaggio veramente che mi piace tanto e lo gioco veramente spesso. È un art carry che non viene molto utilizzato nelle partite competitive perché comunque all'inizio nell'early game è molto fragile e in pratica se viene gankato parecchio dopo fa fatica a rientrare in partita. Però in genere se riesce a superare le prime fasi con un farm discreto, poi dopo nell'early game è devastante e ci sono pochi altri carry che riescono a tenergli testa, a meno che non sono in superiorità numeriche o sono più fidati di me perché i miei compagni hanno fatto schifo e li hanno fidati. Infatti per poter giocare bene un hard carry hai bisogno di un team che ti tenga bene le prime fasi dell'early game e il mid game, te lo tengano veramente bene in modo tale che poi comunque quando tu arrivi i carry avversari non abbiano quel vantaggio su di te. E non è semplice. Infatti ho messo questa partita anche se ce ne sono altre in cui ho fatto meglio, perché comunque rispecchia un pochettino quello che si deve fare, nel senso che comunque ho avuto un team che mi ha aiutato parecchio a tenere botta nelle prime fasi dell'incontro, anche se l'organizzazione delle lane è stata fatta un pochettino a culo, nel senso che mi hanno messo come support lane il Tusk, che è un personaggio che non può fare il support per un hard carry, nel senso che ha due skill, anche se una stun e l'altra imprigiona, che però consumano molto mana e lo puoi utilizzare poche volte e soprattutto cioè in modo tale che dopo tu rimani comunque scoperto e se hai una lane come in questo caso contro che c'è il Bristleback e il Jakiro che mi arrassano parecchio, lui è inutile. Infatti vedrete nel gameplay che nelle prime fasi lui sta molto fermo e usa ogni tanto lo stun giusto quando arrivano sotto torre, perché Bristleback ha un modo di giocare che arriva sotto torre anche a darti ad arrassare. E quindi vedremo un po' come va. Infatti ritardo un pochettino la mia build. Come build io in genere cerco di farmi la Radiance nei primi 16, 18, massimo 20 minuti, in modo tale dopo con il danno da bruciatura andare in giungla e nelle lane a pulire i creep e quindi recuperare un sacco il farm. Però in questo caso non ce l'ho fatta perché mi hanno fatto rallentare parecchio con l'Aras iniziale e dopo da lì vedrete la build che farò, nel senso che è quella che faccio di solito quando sono un po' in difficoltà nelle pubbliche, perché in genere quando gioco con altra gente che conosco o si fa 3 lane o comunque se sono in difficoltà su mi vengono a dare una mano, mentre nelle pubbliche in genere ti lasciano lì a morire e poi dopo si lamentano che tu nel late game non sei farmato. Contro avevo il Void come hard carry avversario e vedrete poi come va. Per cui adesso se volete una guida più specifica basta che me lo chiedete sullo Spectra e se siete un buon numero poi magari lo posso fare. Per adesso godetevi il gameplay e vi auguro buona visione. Ciao a tutti!